Questa è una tradizione, un'occasione che si ripete ogni anno per ricordare quanto ci ha lasciato Don Paolo Chiavacci e quanto ci ha lasciato soprattutto non tanto con la sua opera ma con il suo messaggio, che pone il creato al primo posto, ma non il creato solamente la natura ma anche l'essere umano. Lui ha saputo aprire lo sguardo e vedere in ogni creatura qualcosa di buono, e ciò ha permesso a lui di creare quello che che è tangibile, si può vedere adesso. Questa occasione ha di particolare diciamo, gli alpini. Gli alpini sono stati coloro i quali hanno dato una mano fin dall'inizio a Don Paolo Chiavacci a realizzare proprio fattivamente la sua opera, e in questa giornata li vediamo qui tornare in questo luogo, gli alpini di Crespano, insieme al coro Monte Castel e al coro di Oderzo, a celebrare appunto questo grande lascito, questa eredità che ci ha lasciato